Straordinario gruppo scultoreo di Orfeo e le Sirene, che è stato recuperato dal nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e che torna a casa. Ci vuole raccontare l'importanza appunto di questo ritorno? A dire la verità, del gruppo scultoreo di Orfeo e le Sirene si è già parlato, si è parlato intensamente, adesso è in mostra a Roma al Museo dell'Arte Ritrovata. Sicuramente è un rinvenimento straordinario, perché il gruppo scultoreo è davvero straordinario, è molto complesso, è in scala quasi 1:1, per intenderci, in scala umana quasi, però il tema che io vorrei affrontare, Sì. che ho affrontato anche in altre occasioni, è proprio questa: il ritorno a Taranto di questo gruppo scultoreo importante significa un allestimento adeguato all'interno del nostro museo. Ora, il nostro museo, voi sapete, io ho partecipato al riallestimento, alla ristrutturazione del museo, quindi lo conosco abbastanza bene. Il nostro museo in realtà ha delle superfici espositive piuttosto limitate. Già i corredi che sono presenti sono inseriti negli spazi che sono stati notevolmente ampliati rispetto all'originaria struttura del museo. Voi ricorderete che il museo originariamente conteneva, oltre che i depositi che sono poi stati trasferiti in gran parte a Sant'Antonio, come di Sant'Antonio, anche gli uffici amministrativi, che invece sono stati trasferiti all'ex convento di San Domenico nella città vecchia, quindi ha recuperato molto spazio, Sì. ma questo ha consentito di allestire tanti materiali che non erano in gran parte esposti, e anche con criteri espositivi moderni, recuperando anche degli spazi collaterali che sono per quelle attività che ormai ogni museo deve svolgere, aperti alla città. Voi sapete bene come questa direzione del museo Lo stia facendo molto, tanto, sì, con tantissimo, direi. concerti, performance artistiche, mostre e così via, cosa che è inevitabile in uno spazio museale ormai. Bene, il convento di San Pasquale, questo era originariamente quello degli Alcantarini, che è il nucleo originario, è sempre stato sin dall'inizio oggetto di continui ampliamenti, perché i vari sovrintendenti che si sono succeduti dalla fine dell'Ottocento, per intenderci, a tutto il Novecento, hanno sempre richiesto nuovi spazi, perché in realtà quell'edificio è veramente ridotto rispetto alle potenzialità della nostra città. Quindi io mi chiedo, il gruppo dell'Orfeo e delle Sirene, che richiede uno spazio specifico, perché appunto, oltre ad essere, come dire, impegnativo da un punto di vista proprio formale dell'impianto, del complesso, richiede anche un certo pathos nell'allestimento. Mi chiedo dove possa essere allestito, e allora, conoscendo il museo, vi dico che probabilmente in un primo momento sarà allestito nella sala per le esposizioni temporanee, no? Per le mostre al piano rialzato, ma quello spazio non può essere occupato definitivamente, perché le mostre dovranno essere fatte continuamente, il museo lo deve fare per forza. Architetto, queste sue constatazioni, appunto, che sono apparse anche sui giornali negli scorsi giorni, hanno sortito un effetto? Cioè, c'è stata un'interlocuzione? No, per il momento no, però è evidente che il problema esiste, cioè questo museo è di fatto insufficiente, ma non soltanto per questo complesso scultoreo, ma anche per le ulteriori ancora recuperi che i Carabinieri continuamente del nucleo del tutela del culturale, per i beni culturali, compiono. Quindi come possono essere poi conferiti questi beni all'interno di un museo che ha pochissimi spazi? Quindi io suggerivo un ulteriore ampliamento del museo. La storia del museo di Taranto è una storia degli ampliamenti. Voi sapete che dal primo nucleo del convento delle Alcantarine erano tante cellette, peraltro trasformate in carcere, voi lo sapete bene. Si arrivò poi a un'espansione con lo stravolgimento del convento settecentesco, poi finalmente con la Ceschi ci fu un'espansione nel ventennio, completata però poi negli anni 50, e poi addirittura una sopraelevazione fatta negli anni 60, perché lo spazio non è mai stato sufficiente. Abbastanza. Quindi, io purtroppo devo fermarla qui, perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, però direi che il messaggio è arrivato forte e chiaro. Ora vediamo, insomma, se da queste sue considerazioni poi scaturirà anche un dibattito costruttivo e dove potremo arrivare. Certo, il museo deve essere ulteriormente ampliato, secondo me.